Salve a tutti e benvenuti al MESPI, dove il Sud è ancora vivo, in collaborazione con il quotidiano L'Identitario, un quotidiano indipendente nato ormai diversi mesi fa per la difesa dell'autonomia dei popoli, partendo da quello napoletano. Comincio a presentare i nostri ospiti, dall'architetto Aldo Vella, membro della Commissione Rischio Vesuvio ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano, e poi l'ingegner Mario Romano, referente del Movimento per il Nuovo Sud e l'imprenditore del settore pubblico industriale. Salve. Allora, gli argomenti di oggi sono veramente tanti, in realtà non potremmo non partire da quello che chiaramente in questi giorni sta caratterizzando la nostra quotidianità, sull'informazione continua di quello che sta succedendo ai Campi Flegrei, dove purtroppo, a parte le tante informazioni corrette per quanto riguarda il movimento sismico e vulcanico, ma chiaramente dall'altra parte c'è anche del terrorismo psicologico e mediatico, a nostro avviso, perché effettivamente in certi casi stanno esagerando con determinate notizie ed informazioni. Ci tenevo a leggere già un messaggio di una nostra lettrice, Noemi, che ci scrive: buongiorno, voglio informarvi che alcuni giornali nazionali vanno in cerca di personaggi non particolarmente acculturati per dare un certo tipo di immagine del Sud, ma soprattutto per far passare il messaggio che chi abita lì è un abusivo ed un ignorante. Per cui dobbiamo stare molto attenti, perché lei ha un'esperienza diretta di un amico che le ha raccontato proprio questa storia, e chiaramente non è la prima volta che determinati media, soprattutto nazionali, magari con sede legale al centro-nord, tendono a sminuire quello che sono i cittadini del Sud, e quindi a cercare probabilmente non il personaggio come punto di riferimento culturale, bensì quello un pochino meno acculturato. Che cosa ne pensate di questo? Considerando che, a parte che come altra notizia, volevo già darla adesso, sembra, addirittura lo ha segnalato anche Gianni Simioli qualche giorno fa, che ci sono delle agenzie di turismo anche estere che stanno disincentivando i turisti a scendere a Napoli. Fortunatamente non sembra sia così, nel senso che in giro per Napoli si trovano ancora tanti turisti e quindi noi siamo più che contenti. Però effettivamente tutto questo terrorismo mediatico, tutte queste informazioni che tendono a condizionare il turismo nostrano potrebbero portarci dei danni, e il turismo attualmente sta dando una mano, no, all'economia napoletana. Allora volevo chiedere all'architetto Aldo Vella che cosa ne pensava da questo punto di vista su queste informazioni e questo bombardamento mediatico contro di noi. Stiamo al solito, si pensa di danneggiare qualcuno e di avvantaggiare se stessi, mentre quando si parla male del Sud in qualunque modo si danneggia l'Italia e quindi anche il Nord. Cioè non capisco, sembra un paradosso, ma è così, perché l'area meridionale e il Napoli in particolare è un deposito di beni culturali enorme che porta ricchezza a tutta l'Italia, non solo al Sud. Certo. Quindi danneggiare il turismo a Napoli significa diversificare non verso il Nord ma verso l'estero la domanda turistica, quindi perdiamo tutti. Dimenticano poi queste persone che intervistano particolari personaggi tipici, diciamo così, tra virgolette, che la lingua napoletana è nata prima dell'italiano. A Napoli c'è stato Boccaccio. Nell'area meridionale si chiama Magna Grecia, ma in realtà era tutt'altra cosa della Grecia. Sono nati i migliori filosofi, quindi non vedo l'ignoranza in un luogo storico di questo genere, che è una cultura millenaria. Questo mi lascia perplesso, insomma. Questi sono ignoranti a se stessi, certo, quando fanno parlare in questo modo di Napoli, non sanno. Certo. Bisogna sapere la storia, se no non si può parlare. C'è il rischio di poter replicare quello che è successo negli anni '80 con anche speculazioni, no? Sulla gente che ha dovuto andare via e ha svenduto le proprie abitazioni, e c'è stato qualche speculatore da questo punto di vista? Poi è una domanda che replicherò anche a me. Beh, questo c'è sempre, e anche questi sbagliano, perché quando si abbassano i prezzi diciamo che si svantaggiano tutti, si avvantaggia solamente chi appunto vuole speculare, ma la speculazione è sempre un fatto momentaneo, non dura più di tanto, per cui certo, dopo il bene rimane lì svalutato, in mano a chi l'ha preso, e non riesce a rivalutarlo per le stesse ragioni che lui ha imposto nella svalutazione. Insomma, non si riesce a rimontare poi sul prezzo reale dei beni, specie per esempio le abitazioni. Certo. Cioè, non capiscono, il danno anche in questo caso è totale, è comune, anche di chi specula. Poi su questo ci torneremo dopo, perché parleremo del progetto Vesuvio, chiaramente di quello di cui ti stai occupando in questo periodo.
Ingegnere Romano, più o meno porgo la stessa domanda dal punto di vista sempre delle notizie, dei media che tendono talvolta a speculare informaticamente e poi magari qualcun altro, qualche imprenditore che tende a speculare proprio. Diciamo, sono degli stupidi senza se e senza ma. Il problema, il bradisismo, l'aspetto del Vesuvio, il nostro vulcano, i nostri vulcani, è qualcosa che caratterizza, ha caratterizzato la storia dell'area flegrea, dell'area vesuviana. Noi conviviamo. Dobbiamo attenzionare, dobbiamo essere attenti anche nell'edificazione, ma è qualcosa a cui siamo, non dico neanche purtroppo, siamo abituati perché apparteniamo a questo territorio. Qua è un territorio infernale, un territorio, voglio dire, particolare. Una porta tra il paradiso e l'inferno. È una porta tra il paradiso e l'inferno, però è qualcosa che noi ci ritroviamo storicamente, con cui conviviamo, abbiamo convissuto e dobbiamo convivere, certo con maggiore attenzione. E non è che questo significa sminuire la cosa, significa testimoniare una convivenza di secoli, secoli e secoli. Oggi dobbiamo essere attenti, saremo attenti, ma non per questo significa, non per questo autorizza alcune parti speculative il terrorismo che possono compromettere il nostro turismo e nello stesso tempo svalutare i beni che caratterizzano il nostro territorio. Tra l'altro quello che penso, chiaramente abbiamo visto qualche giorno fa proprio anche una testata televisiva nazionale, nei canali nazionali, che addirittura ha voluto unire il rischio Campi Flegrei con il rischio Vesuvio, no? In prima serata, per cui sembra quasi come se tutta la nostra terra fosse a rischio, cosa mai successa, perché non abbiamo contezza di quando ci sia stata un'eruzione in contemporanea tra i Campi Flegrei e il Vesuvio e viceversa. Sicuramente anche a livello di abitazione non abbiamo mai avuto un volume così ampio sia nelle zone vesuviane che in quelle flegree, probabilmente erano molto zone rurali, al contrario di Napoli, che magari è sempre stata una metropoli, no? Da almeno 500.000 abitanti, anche nel 1600 più o meno si contava. Ritornando quindi al discorso della commissione rischio Vesuvio, appunto, diciamo, potresti eventualmente un po' introdurcelo anche con qualche aggiornamento, perché poi noi spesso ne parliamo qui anche con Massimo Sparnelli, parliamo proprio del progetto, però magari si collegherà qualcuno che non conosce proprio il progetto della commissione. Il progetto nasce da uno studio di una fondazione che si chiama Convivenza Vesuvio, il cui presidente è Enzo Coronato, un ingegnere che fa parte ha creato questa fondazione per promuovere questa proposta, che consiste nel destinare le aree di evacuazione non alle regioni del nord, come il piano nazionale prevede, ma destinare come ospitanti i paesi della campagna interna, che sono da parecchio in via di spopolamento. Certo. Questo faciliterebbe il compito naturalmente del raggiungimento delle sedi di arrivo, perché un conto è arrivare a Reggio Emilia o in Val d'Aosta, un conto è arrivare a Lacedonia, che è il mio paese di origine, per esempio, si arriva in 1 ora e 10. Quindi significa che anche in caso di falso allarme si può tornare in giornata nelle proprie sedi. La cosa importante che mi ha fatto osservare Enzo Coronato, io non avevo preso visione di questa cosa, non avevo pensato che c'è anche un costo economico, oltre che umano, nell'evacuazione, secondo il piano attuale di protezione civile. Che si perde l'economia, perché si svuota un territorio e quindi si svuotano le attività e si svuota anche la cassa delle banche ci sono depositi bancari e postali che si spostano con i propri titolari, quindi si svuoterebbe anche economicamente il territorio e non si capisce come si possa reintegrare poi tutta questa ricchezza dopo che magari l'eruzione è finita o quando non è nemmeno cominciata per falso allarme. Quindi noi stiamo lavorando su questa ipotesi da parecchio, perché le norme, questo piano è contenuto, approvato dal Consiglio regionale, nelle norme del piano di assetto del territorio campano, quindi è già stato acquisito dalla Regione da vari anni. Confligge ovviamente con il piano nazionale e siccome la protezione civile nazionale
ritiene di essere superiore di autorità alla Regione Campania, la vince. Questo anche per colpa della Regione, perché potrebbe invece avvalersi della sua autorità per fare, perché la Regione l'autorità che prevede e che programma e che fa il piano è la Regione Campania o le regioni in genere, quando si tratta di queste cose. Chi le esegue è la Protezione Civile. Loro sono esecutori di un piano fatto democraticamente dalle autorità preposte, quelle che sono elettive, non dai funzionari e dai burocrati. C'è un equivoco anche sul piano della responsabilità, cioè non sono loro che devono fare il piano, e invece si sono messi di traverso. Allora per vincere questa battaglia annosa, perché come saprete sono ormai quasi 15 anni, insomma, abbiamo aggredito il problema da due parti, dal basso, cercando di convincere, cosa che ci stiamo riuscendo, i comuni della zona rossa a fare un'espressione di volontà su questa cosa. Noi vogliamo andare dove? E tutti o quasi hanno risposto già che prediligono il piano che gli destina la campagna interna. C'è già un piano che precisamente dice dove, come, quando e per quali strade la popolazione di quel comune deve andare dove. Adesso stiamo cercando l'appoggio dei sindaci di destinazione, quelli della campagna interna. Io, che come ho detto sono originario di Lacedonia e di Alta Irpinia, ho promosso con un centro di cultura dedicato a mio padre, Nicola Vella, un convegno il 21 giugno su questo tema. Saranno invitati tutti i sindaci dell'Alta Irpinia, quindi avranno coscienza di che cosa è questo piano. Loro sono i destinatari naturalmente del piano, e come risolvere il problema dell'accoglienza, della comunicazione umana anche tra i due popoli, quello vesuviano e quello irpino. Tra l'altro credo che anche i sindaci, tutti i sindaci che andranno ad ospitare i cittadini vesuviani in questo caso. Ma allora, io ho avuto un'accoglienza enorme, positiva da parte dei sindaci dell'Alta Irpinia, tanto è vero che verranno quasi tutti. Okay. Alcuni sono impegnati per altre ragioni, ma solo per questo. Ma i sindaci sono anche uniti in una organizzazione non ancora unità di comuni, però unione dei comuni, però si chiama comune la città dell'Alta Irpinia. Okay. Quindi verranno tutti i sindaci che compongono questa... Ricordiamo quando ci sarà l'evento? Il 21 giugno alle 17 in piazza Nicola Vella, a Lacedonia. Perfetto, ok. Mario, penso che, vabbè, è una battuta anche poi di questo progetto, tra l'altro appoggiato dal Movimento per il Nuovo Sud e dal Movimento Non Borbone. È assurdo trasferire, ma in questo caso mi ricorda tanto la parola deportazione, gli abitanti dell'area flegrea, dell'area vesuviana al nord, quando noi teniamo, come dice l'architetto, precisamente teniamo delle zone le quali sono già desertificate, e noi trasferendo le persone dall'area flegrea, dall'area vesuviana al nord, desertifichiamo anche l'area flegrea. L'interno è già desertificato, poi desertifichiamo l'area vesuviana e l'area vesuviana, praticamente abbiamo una campagna svuotata. Non è possibile questo, non è possibile. È una cosa assurda, ma diciamo che viola ogni buonsenso. Allora, come sostiene e afferma l'architetto Vella, nel suo piano Vesuvio, i nostri abitanti, la nostra popolazione si trasferisce vicino all'interno. Può darsi pure che l'allarme passa e ritorniamo. Ma nello stesso tempo, se non dovesse passare, se dovesse perdurare, noi chiaramente arricchiamo quelle zone che sono desertificate e manteniamo in vita la nostra identità. Certo. Altrimenti già i giovani oramai vanno via, perché vanno via e poi si pentono. Poi dopo tanto tempo comincia a piacere anche ai giovani le canzoni napoletane. Questo lo dico per i miei nipoti. Diciamo, zio, sono belle queste canzoni. Un po' di tempo ci è voluto, però l'avete capito. Ma non dobbiamo consentire ciò. Le autorità non dovrebbero consentire ciò. Però dove si fanno forza? Si fanno forza sulla burocrazia, perché questo principio di buonsenso poi si scontra con delle difficoltà enormi tra burocrati contro burocrati, e io mi permetto di dire anche burosauri, perché sono vecchi e burocrati
e quindi sono anche fuori dal mondo, fuori dalla realtà, o anche perché, voglio dire, vicino a delle compagini che chiedono queste cose nefaste. In realtà sui Campi Flegrei poi abbiamo visto effettivamente l'incertezza dei personaggi politici, le istituzioni che sono andate lì praticamente a poche ore, a mio avviso per una passerella, ma in generale per farsi vedere, per far vedere che il si sta ministro della facendo cultura qualcosa. Sì. San Giuliano invece del ministro della protezione civile a fare solidarietà sui Campi Flegrei. Non hanno capito che è una questione, cioè, hanno sbagliato pure il ministro, voglio dire. Dice, ma quello è napoletano, ma che c'entra? Non è una questione di conforto familiare, di competenze più che altro, di competenze istituzionali. Insomma, hanno sbagliato pure questo. No, ma grave. infatti. Volevo aggiungere che rispetto a quello che dicevo prima, stiamo attaccando anche dall'alto. Questo è dal basso, attraverso i comuni e le comunità locali, ma stiamo attaccando anche dall'alto, perché abbiamo affidato questo progetto al gruppo interparlamentare che è composto di 53 parlamentari di vari partiti. Il presidente è un deputato di Turre del Greco, Alessandro Caramiello. Di Portici. È di Portici. Sì. E ci terrà il 31 prossimo a Villa Signorini il secondo convegno, che il primo è tenuto da Ercolano mesi fa, il secondo convegno in cui sarà, ci sarà data una cognizione di che cosa il viaggio di questa legge, perché non è fatta la proposta di legge, l'hanno presentata agli uffici della Camera. Adesso ci diranno a che punto sta la procedura della legge, perché anche la legge dall'alto sta facendo il suo lavoro. Quindi ci congiungeremo tutti e due questi sforzi, saranno forze concomitanti rispetto ai burocrati di cui parlava il nostro amico Burosauri, contro questa volontà burocratica soltanto, insomma, di trasferire e trascinare queste popolazioni al nord, insomma, la vinceremo, come dice. Ma anche perché i cittadini si sentivano effettivamente disorientati, no? Spaesati. Nel momento in cui noi abbiamo visto le scene, tra l'altro le dirette anche sui canali televisivi campani, quello che è potuto succedere, al di là del traffico, degli ingorghi, della gente che ha dormito in macchina, che ha avuto paura di quelle tende che sono state montate un giorno, smontate il giorno successivo, vediamo, facciamo, vedremo e diremo. Per cui poi diciamo anche appunto queste istituzioni che neanche effettivamente hanno dimostrato che il piano c'era, cioè sui quotidiani hanno già mesi fa affermato che c'è un piano della protezione civile, tutto a posto, tutto organizzato, ma in realtà a quanto pare sembra non sia proprio così. Senta, quando sono stato sindaco, è venuta la televisione Rai 1 in piazza del municipio, oggi si chiama piazza Carlo di Borbone. Ci arriviamo anche su questo, tra poco oggi si chiama così. Sì. Merito anche del sottoscritto, nonostante non è più sindaco, è sempre il cittadino attivo. Quindi sono riuscito a convincere l'amministrazione a fare questo passo. Giuseppe Renzi vennero per parlare del piano di evacuazione, eccetera. Dicevo, voi sapete niente? Domandavano a me sindaco. Ho detto sì, lo so dai giornali. Questa è un'altra cosa che dovete sapere, certo. Perché i sindaci all'epoca e anche oggi non sono per nulla informati in prima battuta di tutto ciò che succede nel piano di protezione civile, tutte le mosse che fanno. Lo sappiamo dai giornali, sindaci o cittadini normali. Chiuso. Secondo, ma lo sanno le regioni di destinazione che si stanno preparando? Domandate, perché io lo sapevo che no, però per fare a buttafiore fino alla fine, dice domandate, telefonare, allora San Giorgio andava con Lazio all'epoca, domandare alla Regione Lazio, ufficio protezione civile, sapete niente delle destinazioni? No, non sappiamo niente, cioè in diretta la falsificazione pura e semplice di questa legge, di questo progetto di evacuazione che non solo non funziona, ma secondo me non esiste. Io sospetto che non esista, perché esistono solo i soldi. Ci potrebbe voglio certo. pure accelerare questo processo alla protezione civile. Secondo me interessa controllare il denaro. Non credo che ci sia altro. Arriverebbero con un click i fondi per ospitare eventualmente i cittadini vesuviani. Avremo ma non ormai è interesse del Parlamento questa cosa. Quindi il Parlamento penserà a come fare per sapere qual è la ragione di questo scioglerato piano. Certo. Ci arriveranno. Poco fa hai toccato un punto molto importante che tra l'altro ha visto qualche giorno fa la nomina della piazza di Carlo di Borbone a Ercolano,
quindi dopo San Giorgio a Cremano, no? Di cui tu sei stato uno dei fautori, soprattutto per quanto riguarda il cambio del nome della piazza dedicata a Garibaldi, il primo sindaco d'Italia. San Giorgio a Cremano. Sì. Hai detto Ercolano? No, prima Ercolano. Sì. San Giorgio a Cremano, per cui ormai diversi anni fa hai avuto il coraggio di poter cambiare un nome dedicato a un cosiddetto eroe della patria, poi ci sono tanti dubbi su questo, dedicandolo a Piazza Troisi, no? Dedicandolo a Troisi, infatti tu l'altro... No, non credo che non esiste prima di questa azione o altra città che abbia declassato Garibaldi, penso che sia stato il primo in Italia. E subito dopo, chiaramente, cioè subito dopo no, ormai dopo qualche annetto, Portici, che ha dedicato Piazza Carlo di Borbone all'interno della Reggia di Portici, ed Ercolano qualche giorno fa. Speriamo che adesso ci sarà la Torre del Greco e tutti gli altri comuni vesuviani a venire. Beh, San Giorgio è esagerata. San Giorgio è esagerato, infatti volevo arrivare proprio qui perché San Giorgio a Cremano praticamente adesso ha nominato anche Piazza Municipio dedicata a Vittorio Emanuele II a Carlo di Borbone. Quindi e poi via Martiri di Pietrassi. Via Martiri di Pietrassi. Abbiamo fatto anche San Giorgio è stato su questo un baluardo identitario. Abbiamo fatto il pieno. Mi dicevi poco fa che c'è una legge nazionale, perché abbiamo scoperto una cosa abbastanza interessante che non prevede la copia, vogliamo dire, di una piazza e un corso dedicato a uno stesso personaggio. Poi, diciamo, in realtà è un decreto del Presidente della Repubblica. Sì. La legge nazionale sulla toponomastica è, ahimè, fascista, perché è degli anni 20. E voi adesso capite lo sforzo che ho dovuto fare io e anche le altre amministrazioni di cui abbiamo discorso per poter cambiare un toponimo, dal momento che tutta la logica è risorgimentista dalla A alla Z, perché è inventata durante il fascismo, in cui si celebrava l'unità d'Italia per motivi di opportunità, perché è chiaro, Roma in prima regola, poi dopo anche l'unità d'Italia è stata presa in custodia dal fascismo e quindi ha continuato con questa legge la prosecuzione di una logica, diciamo, come dire, ottusa di considerare di scarsa materia, di scarso valore tutta la parte che riguarda il Regno delle Due Sicilie, per esempio. Certo. Ma anche abbiamo fatto uno studio, anche la storia repubblicana, cioè la nostra del dopoguerra, è poco rappresentata rispetto a quella risorgimentale. Questo è grave. Cioè, i personaggi che sono stati utilizzati nel dopoguerra sono Massimo De Gasperi, anche Togliatti a San Giorgio, e Moro per il fatto della uccisione di Moro come martire, ma non come statista post-fascista, repubblicano. Anche la Repubblica è poco rappresentata nella toponomastica e questo dipende dalla struttura della legge. Ora, l'unica cosa novità che ci sta è un decreto del Presidente della Repubblica di qualche anno fa, una ventina d'anni fa, che vieta nella stessa città di dare il nome dello stesso nome a due toponimi, piazze, vie questo è importante. allo stesso nome. Non si può nominare nello stesso modo due città, due piazze, due strade. Ora noi abbiamo parecchi esempi, vogliamo fare l'esempio massimo, lo facciamo. E facciamolo. Piazza Garibaldi e Corso Garibaldi a Napoli. Lo so che è stato fatto prima del decreto del Presidente della Repubblica, ma la legge, il decreto è retroattivo. Quindi invito il Sindaco di Napoli a mettere a posto con la legge questa storia della denominazione doppia, perché è doveroso rispetto alla legge, non perché noi siamo contro i Garibaldi, non è per questo. È obiettivo che non si può fare per legge. Quindi il sindaco di Napoli è invitato a cambiare il nome della piazza Garibaldi oppure del corso Garibaldi, come lui vuole. Certo, no, ma ecco qua. È importante perché si tratta poi anche di cominciare quell'iter di decolonizzazione, spesso ne parliamo anche con Massimo e con Mario, proprio perché nel momento in cui adesso il Sud si sta riappropriando della sua storia, è chiaro che debba cominciare a dedicare quei nomi di quelle piazze, che non è così poco significativo, perché vorrebbe dire quelle sono delle vetrine, soprattutto Piazza Garibaldi oggi, Piazza della Ferrovia, la prima piazza d'Italia, cioè di Napoli, che incontrano i turisti. C'è di più. È chiaro che esistono, a mia memoria, esistono
una piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana. Io sono cittadino onorario di Somma Vesuviana e mi batterò per la cancellazione di questo obbrobrio. Fu data a Vittorio Emanuele vivente perché, non so, venne a fare visita a Somma e per questa semplice ragione. Al mio paese, la Cedonia, corso Vittorio Emanuele III, perché venne durante il terremoto del Trento e ci pareva che non veniva il re a un terremoto che distrusse il paese per intero e tutto l'altro fine. Insomma, ci stanno queste cose ancora da colmare. Certo. Mi dispiace che si tratta sempre di personaggi che riguardano i Sabauda. Ma è un dato di fatto, è un perché caso. Non è un caso che sono molti. No, evidentemente perché riscrivendo la storia... La toponomia italiana è piena. Non c'è una strada che non ci sia Forse per Garibaldi, convincere i cittadini del sud, chiaramente. Vi cito una cancellazione a Marsala, mi pare che ci sia. Via Martire di Bronte era prima via Nino Bixio. Applausi a questa amministrazione che ha fatto questo lavoro. Insomma, un omicida, un pluriomicida, Nino Bixio, teneva una strada a Marsala. È così. Mario, vabbè, Nola penso anche... Ma Nola, via dei Mille. Cioè, parliamo proprio di non la cose... finiamo più, non la finiamo più. di cose assurde. Poi non si ricorda del massacro, che se non erro del generale Pinelli, che tornando da Avellino raggruppò tutti questi cittadini dell'agro nolano e poi li fucilò in piazza, erano 200 persone. Questo dà una testimonianza di un diario, di un militare, se non erro di un bersagliere. Ma tutti i nostri soloni, nolani, i nostri storici, non è che vanno nell'archivio diocesano, negli archivi comunali a vedere ciò, no, tutto cade nell'ombra, tutto è 200 persone, si incendia il Duomo di Nola, lo sappiamo tutti, sono stati i francesi, ma non si può dire. Allora voglio dire io, tutte queste, cioè, è una cancellazione, cioè, hanno smemorizzato, hanno polverizzato la memoria anche dei cittadini. Certo. Allora ecco che significa battersi come l'architetto fa per la toponomastica, significa recuperare la memoria ai cittadini, ai nostri figli, la nostra dignità. E non possiamo noi onorare un delinquente che così, con una legge Pica, tra l'altro, ma neanche i nazisti hanno fatto una legge così, perché se noi pensiamo su una legge Pica, ma nessuno lo sa, una legge Pica la quale io ti becco con l'acqua, io sospetto che tu porti l'acqua al signore brigante che sta sull'Appennino, io ti fucilo. Giusto così. Ma dove sei mai visto? Allora una legge nazista è una legge di stampo nazista, per me è peggio ancora di una legge di stampo nazista. Però l'ignoranza, questo è l'ignoranza, la polverizzazione della memoria fa sì che la gente non veda quella gravità delle cose. E qui via dei Mille, via Garibaldi. Mi voglio collegare a questo perché chiaramente nel momento in cui noi andiamo a recuperare la memoria e a cambiare i nomi delle piazze cominciamo anche mentalmente a ritornare un po' più, non indipendenti, però mi voglio collegare alla domanda di Giusy che ci segue, proprio all'ingegner Romano. Il Sud può essere indipendente economicamente nonostante ciò che ci hanno fatto, a cominciare dalle piazze? Allora io qua rispondo proprio velocissimo, proprio da operatore del settore. Cioè noi non siamo, allora, lì più, non sono, a partire dalle scuole, non sono consapevoli del tessuto produttivo che noi abbiamo, che è un tessuto che opera in maniera notevole in ogni campo, dall'industria alimentare all'industria meccanica, all'industria elettrica. Allora noi ci stacchiamo, la produzione dei beni, se andiamo a fare un censimento serio, l'abbiamo la produzione dei beni. Quindi noi se dovessimo separarci potremmo soffrire, ma i beni riusciamo a produrli, riusciamo a produrre i beni agroalimentari per andare avanti, i beni culturali perché abbiamo un'università storica, una cultura più che millenaria, capitale umano, più capitale, personale veramente di eccellenza, l'industria navale che opera in quel modo, però bisogna avere la coscienza. Nel momento in cui la nostra indipendenza economica, la risposta da operatore del settore, sì, 1000 volte sì. Chiaramente, diciamo, qualche altra domanda dovremmo porcela, abbiamo poco tempo, però credo che i nostri giovani stiano cominciando a capire che forse anche su non sono più ben desiderati, probabilmente con l'autonomia differenziata si passerà, probabilmente anche per il fatto che, dicevamo prima, non hanno proprio tutta forse questa esigenza ormai di prendere noi, perché ci sono tanti anche stranieri che stanno venendo in Italia. Il problema è la conoscenza storica. Senza la storia non si ha coscienza, ma di niente, nemmeno dei giochi dei bambini.
Cioè, non si può affrontare nessun problema senza la storia. E nella storia non si può nascondere nulla. E invece si nasconde. Allora, nei libri di storia ci sta ancora il fatto che i Borboni hanno fatto Napoli-Porci per andare a caccia, che il Crino doveva andare a caccia. Ci sono 2 righe, le ho lette io, 20 anni fa, manco pure. Insomma, ancora esistono queste cose nei libri di storia. Bisogna riscrivere i sommari di storia per le scuole un'altra volta, da capo, con altri autori, perché gli accademici non possono tirarsi indietro, lasciamo perdere quelli che strombazzano per televisione, ma non si possono ritirare perché hanno scritto troppi libri. Cioè non li possono... Adesso sì, adesso è allora possibile. dobbiamo cambiare pure il personale storico che deve scrivere i libri per i ragazzi. Sì. Ma gli accademici, chiedo scusa, non possono farne a meno, architetto, perché gli accademici rappresenterebbero un'Italia unitaria, che di unito non c'è nulla. Allora loro devono rappresentare questo falso mito. Certo, e allora certo. io sugli accademici sono un po' severo, perché io di più. gli accademici durante il fascismo aderirono col giuramento ed erano 1010, di questi 10 solo non aderirono e persero onori e cattedre. Quando cadde il fascismo durante la Repubblica, non è che i 1000 accademici, l'università onorò quei 10 che persero onori e cattedre, altrimenti avrebbero accusato loro stesso di che cosa? Di codardia. Sì, Comunque, sì. probabilmente stiamo sulla strada giusta. Io vi saluto e vi ringrazio perché dovremmo andare avanti e parlare veramente di tantissime altre cose. La lingua però napoletana, poi ne parliamo un'altra. Sì, questa ci un'altra vuole una trasmissione apposta. Assolutamente. Io vi ringrazio l'architetto Aldovella, membro della Commissione Rischio Vesuvio ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano, e l'ingegnere Mario Romano, referente del Movimento per il Nuovo Sud e l'imprenditore del settore pubblico industriale. Grazie ancora per averci seguito.